Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questo appuntamento live per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dobbiamo aprire con 2 gravi episodi di cronaca nera accaduti poche ore fa sia in Friuli che nel vicino Veneto. Un uomo è stato ucciso a colpi di coltello nel primo pomeriggio di oggi in via Stuparic a Trieste. L'omicida sarebbe stato bloccato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto e portato via in manette. La vittima era già deceduta quando sono arrivati ambulanza, polizia e carabinieri. Sarebbe stata colpita più volte con un'arma da taglio. Sia l'omicida che la vittima sarebbero stranieri e connazionali. Si tratterebbe di padre e figlio, ma non è ancora chiaro quale sia la vittima e quale l'aggressore. Tragedia invece nel Padovano, 2 cadaveri sono stati trovati intorno alle 13 di oggi in via Palua, Sermeola di Rubano. Un padre ha ucciso la figlia nel giorno del suo 60° compleanno. Dopo la lite la donna ha cercato di fuggire, ma l'uomo l'ha rincorsa e con l'arma in pugno e l'ha uccisa a colpi di pistola davanti al cancello dell'abitazione e poi si è sparato morendo sul colpo accanto al corpo senza vita della figlia. Le 2 persone in questione erano Stelvio e Doriana Cerqueni, padre e figlia, rispettivamente di 88 e 58 anni, entrambi nati in Serbia. L'uomo era residente a Monfalcone, mentre la donna abitava alle porte di Padova. Arrivato a casa della figlia, le ha sparato con una pistola, uccidendola, quindi le ha rivolto l'arma contro se stesso, suicidandosi. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri che stanno ancora definendo i contorni della vicenda ed accertando i motivi del tragico gesto. Parliamo adesso di sinistri della strada. Incidente verso mezzogiorno lungo la strada statale 52 bis a Timau, in comune di Paluzza. Il conducente della moto, in seguito all'impatto, è rovinato a terra. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro hanno operato i carabinieri per i rilievi di legge, i sanitari del 118 giunti da Tolmezzo e i vigili del fuoco del distaccamento Carnico per la rimozione dei mezzi e la bonifica della sede stradale. E con questa notizia chiudiamo qui questo appuntamento live, flash, vediamo appuntamento più tardi per un'altra edizione dal vivo, chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e all'ascolto e buona giornata a tutti. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.